Un saluto e un ben chiatazza che nos seguiscono in queste nostre tabagliadas e si torna a chiatare il presidente della provincia Pieri Fontanin. C'è molto buona la roba, Pieri. Bol male, la stagione è buona. Nel senso che io sono preoccupato, non tabai della provincia che non sarà più fra 2 anni, ma tabai dal Friuli, della nostra identità, dal nostro sei. Perché come a Udinca abbiamo di cambiare il nome a stadio, non di chiamarsi Stadio Friuli, ma bisogna mettere le marche di una macchina. Ho vinto San Denel, calà il prosciutto e faceva una fiesta che si chiamava Area di Festa. Comunque fiesta si chiama Area del Friuli Venezia Giulia. Sono i triestini che si stanno muovendo, che stanno mettendo ad un la città metropolitana. E i Furlans, il Friuli, la Chiarnia, il Friuli ci stanno facendo. Perché se io partito proprio da Monte, no, vengo verso il basso, la Chiarnia non ha più il tribunale, aveva una grande rete commerciale che la Copca non le ha più, la presenza dei puesti si sta calando, si stanno schierando uffici postali di tutti gli sbandi. Io mi domando, ma la stinolante, cioè, c'è sta succedendo a Senestre, i nostri sovrastani, se c'è facino. Anzi, qualche volta viene fuori anche qualche scandalo partendo proprio da Chiarnia. Allora io credo che o si dia una mossa o se no si riduce a sparire, perché vince il capogruppo alla Chiamara del Partito Democratico, l'onorevole Rosato, che è un triestino, che ha già detto, bisogna andare col Veneto, bisogna fare il Triveneto, no? Questa è grande regione, sa benissimo che Trento e Bolzano non entreranno mai dentro, quindi si farà in casa il Biveneto, Chiapan, Friuli, Trieste, mettendo insieme col Veneto. Un'operazione disastrosa anche questa, che vuol dire annullare la nostra identità, la nostra specialità, e c'è così arrivare a fare in cristiani. Ecco, tu sei già arrivato alla fine dell'intervista, poi iniziare, e tu hai già detto in poche parole. Presidente, no, torniamo a per Ponza, allora, invece io dico che è la situazione da provincia. Qualche potere sta di avanti, come sta la questione? Sì, non siamo arrivati il mese di luglio gli uffici del lavoro. Io non so se a Tumiece l'ufficio del lavoro ha migliorato, comunque i dipendenti non sono più provinciali ma sono regionali, con un costo in più. Perché una roba che mi dà un lavoro fastidio, a me che saranno le province, vuol dire sparagnabes, cioè spindi di manco, invece te le tutte l'incontrare. Perché i dipendenti che lavoravano in te province di Udine, nei centri per l'impiego, e sono diventati dipendenti regionali. Un dipendente regionale al costo poi di un dipendente provinciale. Un piccolo esempio, che i miei dipendenti hanno la 13esima, in regione hanno la 14esima, quindi c'è un mese di poi. Allora bisogna dire alla gente che saranno le province al costerà di poi, no che si sparagnerà. Questa è una delle prime robe già succedute. Come si stanno spietando altri trasferimenti, in pratica robe che non vengono di avadis, tipo la cultura, la provincia non potrà poi impegnarsi per cultura. Non potrà impegnarsi ad esempio per i tanti musei che sono attorno per il nostro Friuli. O sai che in Chiarnia hanno tanti, noi vengo da ho fatto una guida, ho dato dei piccoli contributi, ho fatto anche da ora anche dei corsi per formare il personale che è presente in questi musei. Questi robe non saranno poi, non dipenderanno poi dalle province, ma dipenderanno dalla regione. Cioè farà la regione, farà i bandos, no? Quindi verranno privilegiati 2, 3, 4 musei e chi altri avranno di rangiarsi. E queste sono le robe che mi preoccupano di più. Dopo non si bene le strade, io non sai ciò che succederà in Chiarnia, perché non schiaveranno anche le strade, noi abbiamo 1300 km di strade, sono strade che sono impegnative in monte, sono ridotte, non sai, le strade che va a Sauris è una strada provinciale, le strade che va a Paular è una strada provinciale, sia di una banda che anche di teatro, no? Le strade che va a Selanevea è una strada provinciale, chi che va a Pramolo è una strada provinciale, strade impegnative, soprattutto un viaggio, con Calnevea che bisogna fare sgombro neve, bisogna tenerli in efficienza. Sarai in grado, Luti o Friuli Venezia Giulia strada, sai, a faccia che ha fatto in cristiani la provincia?
a un po' di domande. Sicuro che noi arriviamo a dare sicurezza a chi che vive in mondo perché riguarda proprio la viabilità, la percorrenza delle strade. Ecco, tu associate il discorso dall'UTI, la provincia mi pare che si mette a dare manforte o comunque a poi che i comuni che hanno fatto il ricorso, no? Sì, perché non capiamo, al posto di 4 province sono facendo 19 mini province, 19 scusate, mini province, è una roba che non arrivi a capire. Allora, se vieni di sparagnare, vieni di razionalizzare, non hai mai capito che al posto di 4 facendo 19, come che può la bene queste robe, no? Lo dice la stessa matematica. Che è una grande confusione, purtroppo la gente non ha capito, anzi non sta capendo, capirà quando verrà di là di forza da votri o di forza di ore, io a tu mi piace perché a forza di ore, a forza da votri, a sarà dome sportella dell'anagrafe, la che deve essere registrata che nasce in post purtroppo, e tanti che muoiono, e tutto il resto sarà io a tu mi piace. Così succederà anche in altre zone nestre che le decisioni non saranno più chiappate a livello provinciale, ma saranno chiappate a livello regionale. E la regione è gran parte di Trieste, quindi toccherà là Trieste. Si sta là verso un centralismo pericoloso. Bisognerà perdersi il rapporto con il cittadino, altro che sussidiarietà, come le è stato detto in tanti svolti, no? Partare decisioni, doni alla India, che la India si partecipa, che la India può esprimersi, anzi, come le robe servono a Roma, a Bruxelles, a Roma e a Trieste. Questo sarà purtroppo un futuro non tanto democratico, anche per questa realtà. Ma il discorso della provincia, se tal Veneto discorrevano prima di Avalas, invece come ultimamente, sa me che vogliono rinforzarlas. Ma c'è moltese che queste diversità di scelte tal giro di noi in pratica. Ma qualcuno è convinto di fare i primi di classe, no? Che a questa regione. Hanno deciso di sciarare le province. Terreni d'Italia, le province sono state declassate, non vengono più eletti direttamente dai cittadini, ma vengono eletti dai consigli comunali, che invece di questa regione vengono sciarate. E allora questo fa 19 mini province, no? Allora anche questo non le capisce. Proprio il Veneto, la regione Veneto che ogni di noi ha riconosciuto che le province hanno le loro valenze, le loro importanze e ha come di trasferire competenze perché è gestire in questi spazi che le chiamate area vasta in lingua italiana e le funzioni che sono giuste dalle province. E tu hai appartato posizione anche recentemente come Presidente della provincia chiaramente in merito a queste nuove proposte che hanno periodicamente disindica se Trieste, città metropolitane e quindi di riflessi anche dovrei scambiare in Alcal, Mancul a si spera migliorare il discorso del Friuli. C'è molto io di tu e c'è molto io da resto che cambiamenti che per Friuli, tale eventualità di un Alcal di diverse anche per Trieste. Sì, si sta viaggiando questa stagione delle riforme, anche perché riguarda la regione, benissimo, allora riforming facendo anche che esiste già all'interno dello Stato italiano, non si tratta di importare noi o di robe strambis, esiste una regione che si chiama Trentino Alto Adige, quindi come la nostra regione, anche che è formata di due realtà, il Trentino e l'Alto Adige sul Tirolo. Anche noi si chiama Friuli Venezia Giulia, o viene il Friuli e la Venezia Giulia. La Venezia Giulia si sta già muovendo, Chiese Nestre, vuole fare la città metropolitana di Trieste, e il Friuli c'è Fasial, Duarmial, vengono sfroccionati in 17 uti, o noi al caso anche noi di fare come che hanno fatto a Trento e Bolzano, di fare due realtà amministrative forti all'interno della stessa regione. Perché non possiamo fare la provincia del Friuli con le città metropolitane che dopo si riuniscono e formano la regione Friuli Venezia Giulia, come già succede in Trentino Alto Adige, dove le due province, Trento e Bolzano, si mettono ad un e quando sono ad un e formano la regione Trentino Alto Adige. Si tratterà di fare questo. Io credo che questa potrebbe essere una risposta che dà soddisfazione ai furlans, a chi che vive in queste province furlanis, come che danno soddisfazione ai triestini e con le loro città metropolitane. Se non rischiamo di diventare stessa regione, un tocco che è Trieste, che avrà anche più autonomia dice che è il resto dal territorio regionale. E qui mi pare che sarebbe una chiappata a Tor in Furlane, soprattutto.
Ma in conti che il professor Gianfranco Daronco, che è un autonomista che di vecchie date, ha qualche dubbio, ha messo tutte le mani davanti, no? Ma Daronco però il croto del progetto di fare due realtà amministrativi, no? Di fare il Friuli e la città metropolitana di Trieste. Però anche lui ha la paura che sia come al solito un imbroglio delle bande di Trieste che porterà via la sua autonomia con le città metropolitane e il Friuli resterà così sparniciato, sfrucionato in tanti spiccioli robis che non conteranno dopo rispetto a Trieste. Perché che gli nostri uti, che le di ben che di Udinca, che dal Friuli centrale, avrà 150.000 abitanti, quindi sempre manco di Trieste, che ha 220.000 abitanti. E la gente sa che dopo le robis, le divisioni delle torte, le fette delle torte si fanno in proporzione dai cittadini, no? Con i numeri. Allora se comincia in 540.000, che è la provincia di Udine, dopo diventano una roba di 150.000 e quindi ho contato per 150.000 e non per 540.000 come così in comune. Ma questa è però un'opinione nome del Presidente della provincia, perché mi pare che a Torra si nome la presa di posizione di Pieri Fontanini, il resto dei politici non mi pare che avevano chiapare tanta cura o che avevano dato queste letture da situazione. Sì, questi silenzi mi preoccupa, queste disattenzioni anche i consigli regionali e l'esse in questi territori che non dicono che tabbano di robi svoidis, no? Tabbano della grande Udine, quale grande Udine? Che ormai ho svario la piccola Udine che bisogna riformare la regione. Boh, ma diselo che vuoi di riformare la regione, no? Bisogna venire fuori con idee concrete, perché qualcuno ha le idee chiare, torna a dire che i Trieste hanno le idee chiare, hanno fatto un'unica UTI e come vogliono fare la città metropolitana. Allora hanno un'idea, un percorso, un lavoro chiaro per l'endenante. Che in tel Friuli, in Chiarnie e in Friuli c'è facino, stinga là, c'è che fanno anche altri, male, non va bene così. Ma ci si spiega che onorevole Rosato, Bessola è arrivato a chiapparsi d'ogni comunque a formarsi un certo credito dai paesi e a sue idee. Pal Friuli, cui vino che al fas che lavoro, che Rosato al fas per Trieste. Tu mi fai come ti faccio le battute, sai come si chiama un parlamentare che è stato eletto qui a Udine? Si chiama Coppola. Allora, potete capire, no? Un canale con Coppola, ci può rappresentare bene. Sarà venuta qui da sì, claro che l'è venuta, perché così anche lei che conosce. Mi pare che non l'hai sentito tante presenze su questioni furlane. Rosato, che è un triestino e al croto nevore alle società e al parte indenante le esigenze delle zone di Trieste, si sta muovendo. Tra l'altro ha fatto carriere, magari aiutato anche a croto, anche del nostro presidente, che è vice segretario del Partito Democratico, è diventato capogruppo a Roma alla Camera di tutti i deputati del Partito Democratico, quindi è un calconte. Anche quando dicono le robe bisogna chiapparlo con attenzione, perché non sono buttati di osterie, sono robe che vanno seguiti e su cui bisogna fare tante. Un'altra presa di posizione che è da poco che tu hai parlato, Presidente, è che relative ai numeri delle due università. A Trieste ne fa può essere sempre alc in più rispetto a Udine. E qui si nominato voi, però c'è molto mai. Questa è una roba che mi dispiace, perché io ho fatto il conto che stanno troppi studenti sono entrati alle facoltà di medicina, l'Università di Trieste e l'Università del Friuli, di Udine. Allora a Trieste 134, a Udine 94. Allora mi domandi, ma ho vinto poi ospedali no, sul territorio furlano, no? Ho vinto cominciando di Tumiece, passando per Udine, San Denel, Palme, Latisane. A Trieste hanno due ospedali. Allora mi domandi, ma i Miedis che vengono fuori dopo il percorso di istruzione all'interno della facoltà di medicina, saranno poi che verranno di venire a lavorare in Friuli, che vanno a Trieste. Allora perché queste differenze? E ci sono nessuno mi ha spiegato, perché a Trieste hanno 134 e a Udine hanno 92. È una roba che non arrivi a capire.
anche perché ho creduto che sia di diritto anche dei nostri giovani di poter studiare per diventare medici e avere la possibilità di farlo chiese loro, senza corri a Trieste o corri di altri sbandi. Non stiamo tagliando dopo le differenze tra il Friuli e la Bassa Italia, no? Là che è un numero tanto più alto. Dopo o c'è che i medici vengono a lavorare su come sono stati i professori anche da ora. Allora è un peccato anche qui di non poter dare la possibilità ai nostri giovani di diventare medici, chiese loro, senza bisogno di là magari a studiare in altre facoltà attorno all'Italia. Ma che sarà come il discorso dei professori, purtroppo l'autonomia della regione non si fa sentire, neanche in che stiamo, nel senso anche di pratini che settino medici, professori o comunque che sono laureati qui di arrivare in qualche maniera avere qualche posto in più in graduatorie, no? Sì, ho vinto questa debolezza in pratica, che la regione non domanda più spazi, non domanda che aspetta nei nostri territori, alla nostra ente, no? Di avere che giusto che altri si hanno già ottenuto in da ora. Purtroppo un po' o dormendo o nanin si dice per Furlan. Altri argomenti che ti sta a cuore, sai, e tu hai provato a battagliare in chi, ma il fatto di che se Benedette di Lengue Furlan e Doprade in Getarai recentemente addirittura il Furlan e il Sardegnuli, il Sarte sono restati seati fuori, che è il normal spazio che a vorresti dare la RAI a minoranze, no? Che è riconosciuta se tra queste in Furlan. Sì, anche qui sono robe gravissime, no? Che hanno deciso di non mettere né Furlan del Sarte, state le proteste un po', guai, una roba sbagliata, però è restate così. La RAI non sarà più obbligata a fare trasmissioni in lingue furlane. Allora io mi sto preparando per il prossimo abbonamento, no? Perché ho su stuf di violi, tra l'altro una RAI che è di Trieste, che fa vedere Dome di Trieste, qua cosa vince che gli abbonamenti, cioè che pagano il canone della RAI, siccome è una televisione a pagamento, e sono in stragrande maggioranza i furlans. Allora inviterei i furlans a versare in proporzione agli soris, al team che viene dedicato al Friuli, perché se si ha di pagare qualcuno che al tabà a parte lo paghi in proporzione a ciò che il tabà è per me. Se mi ignora se il tabà è come per i triestini, benissimo che i triestini pagano loro il canone della RAI. Ecco Presidente, non sui problemi che la Inta vi proprio chiacchierante proprio non tanto in fa che dice che con che in tutta l'estate passano il loro periodo d'estate in monte, no a camminare a fare le ferie, ma sono qui che lavorano in Tasmalga e via. E chiacchieravi proprio tir con un malgar e qui i palezzi nascono sempre di più perché stanno facendo un servizio, perché è un servizio che li tiene la moneta e di procurare. No, l'ultima estate che ti dicono sono stati solamente i depuratori per avere l'acqua potabile in mondo. Ciao di dite, qualche succede che si robe scarse in furco il camelot, no? Il problema mi pare dell'inquinamento sono attorno per città, come viene fuori scandalo dai motori, delle macchine che inquinano, che è un problema. Invece il problema sui monti e dei smalchi, là che inquini, cioè, è veramente di avvidirsi di fronte a questi robe. Io sono un amante del monte, mi piace la camminare, ovviamente per fortuna che ho malghi di qualità, là che le bestie che vanno al pascolo possono mangiare veramente une erbe genuine, biele, che dà sostanze dopo a quellat che viene fuori e il formato dopo che viene realizzato. Quindi un prodotto di altissima qualità. Io spero che anche qui si rivede a fare un percorso, si dice per italiano, una filiera, no? Per premiare che in monte producono questi prodotti che sono eccezionali, di altissime qualità e che non vengono magari dopo svenduti a presi che non riconoscono il valore del prodotto. Perché in una società che si dice sempre più globalizzata, i prodotti di qualità hanno di venire fuori. Allora bisogna difenderli, farli conoscere, e soprattutto valorizzare se ne ho di queste qualità alte che hanno, ad esempio, che hanno formato in queste case, che vengono fatte in monte, e difenderlo, farlo valere di più di ciò che finora viene fatto.
Sì, però resta sempre che il gran problema della burocrazia che non è stata assolutamente eliminata. Anzi, mi diceva proprio che Smalgars che se lui voleva tenere per dire un di famiglia, un giovane, ad avere man come che le sempre state fatte in Smalgars, assolutamente che di sfruttamento di minore o che si va a cercare rognas. Chiacchieravi anche con un imprenditore, un giovane che è licenziato per crisi in una ditta che faceva il camionista e via, alla rischiata si mette subito a fare il menau, ha lavorato al bosco, però le difficoltà e i trois non si viergi facilmente, e anche proprio l'ante con che sono amministratori comunali e via non ha chiatato porte svierta, anzi, difficoltà. Allora, per i giovani, quali saranno le prospettive? Le belle domande, che io vedo dei giovani che hanno sulla valise e vanno a lavorare al Forest, e vanno in Inghilterra, e vanno in Germania, e tornano là in Svizzera, in Friuli, Chiasenestre, è possibile, con l'ingegno, con le qualità del lavoro che hanno i furnanzi, i cernieri, non si può dire che ha un po' di lavoro, non si può dire dare la possibilità a un che ha l'ingegno di là indenante di fare. È preoccupante questo segnale che mi fuori. Basta che lei di fuori dall'Italia e mi danno la possibilità di lavorare. Se resto in Italia non mi lasciano lavorare. Non va bene queste robe, no? Bisogna riflettere, bisogna pensare un lavoro di corse, perché ho vinto il 40% dei giovani che hanno un po' di lavoro e ripeto, tanti vanno dal forest scugni espatriare per cercare la possibilità di un lavoro. Questa è un'emergenza. Altro che i profugos, che cai l'emergenza, perché i profugos che magari non fanno i corteo, sono vanno davanti al fil spinato a Berghelà, ma ogni giorno partiscono col treno, con l'aereo e vanno a torno per l'Europa, a torno per il mondo anche, perché chiese loro non hanno dato la possibilità di chiedere un po' di lavoro. Ecco, sto associato il discorso dei profugos clandestini, ormai a chi è un marchiato effettivamente, è un esempio che viene infatti anche da questi che magari non lavora, è proprio che sconfronta, che non sarà giusto, ma che ai voi da in che a squin ogni giorno metti d'ogni il pan e la cena e il mangiare al tiale 35 euro all'ora vengono riconosciuti in qualche maniera, e a che sono che hanno la stessa difficoltà hanno parca setti la stessa roba. Sì, no, il confronto va fatto invece, perché non si può continuare a fare finte, no? Se vieni chiappato che vieni dall'Africa, perché in Africa non arrivi a cercare un po' di lavoro, non vieni a Cirillo o Piede, se vieni a mantenere o no, in Italia, in Friuli, o in Furco e Semenas, no? Cioè un conto è stiampato un paese là che ti coping perché la guerra, un conto è stiampato un paese perché non hai un lavoro o vieni in Italia, qualche caso non vieni lavoro, per i nestri che scugnano la torpa al monte, no, darsi da fare, o vari prima di pressare alla nestra ente, no? E dopo che gli spendi 35 euro al giorno per mantenere queste persone, sale anche questo un spreco, perché le risorse si bes non sono, no? Ho sentito la Germania che ha detto che ha 20 miliardi a disposizione perché arrivano dai paesi che sono le guerre, ma mi pare che anche la Germania ha qualche problema a dare una chiesa di mangiare e una prospettiva di lavoro. Non sono robe facili, perché non si inventano queste questioni. Bisogna governare, bisogna stare attenti, se fai capire a chi sta in che viene caccia di fortuna, che purtroppo la fortuna è finita, non è fortuna, è un problema di crisi economica, un lavoro forte e la Int non chiate già che sono qua di sempre a vivi, non chiate un lavoro, un po' di lavoro, tu puoi dire un po' di indaio a chi che arriva dall'Africa perché hanno magari manco il beso, hanno una famiglia con 4-5 di loro di mantenere. A buttare imparare era un po' tutto il sistema e si rischia dopo di fare baruffis tra puars, no? Ecco, Slardin, tu hai studiato che schiampi, Slardin un ticchino in fuori dai confini, ma in qualche maniera si indenti anche no, proprio che discorso di questa gestione, di queste peregrinare continuati in che arriva. L'Europa si è svegliata forse che a te di. Cioè non esiste un plan, un canale mastie politiche, al Samè cassetti una roba ingovernabile che nessuno arriva a fare posizione. Io dico che quando è una guerra a tor, però subito ONU o quelle che di là trai bombe che di là sono subito che si chiamano l'Unione. Qui a mantia proprio completamente una decisione, perché il problema non è dome dell'Europa, sarà un problema ben o male che toglie i confini
oltre i confini dell'Europa, no? Beh, l'Europa sta facendo una figurata, una brutta figura, perché altri paesi, ad esempio, non sai, l'Australia non fa entrare, se non tu hai assicurato un posto di lavoro, non tu hai un reddito che permette di stare lì a macul per 6 mesi, garantito, tu in Australia non tu entri. Stesse robe le Americhe, noi Stati Uniti, ha fatto un scandalo come che l'Ungheria mette la rete sul confine con le Serbie, ma gli Stati Uniti sono di simpli che hanno 3 resi, no una, 3 resi sul confine con il Messico, perché non vogliono che la gente entri in maniera così, senza un controllo, senza una razionalizzazione, senza una prospettiva di lavoro. Invece in Europa che fa in confusione o viene al Fano che al dice bisogna salvare tutti, sì, tu hai di salvare tutta l'Africa, non sai dopo come fai in stato in Europa, due che dall'Africa. Cioè stiamo improvvisando queste robe, non si può improvvisare, non si può improvvisare perché bisogna rispettare la gente di qua, che vive di sempre in Europa, e rispettare anche che dall'Africa, che bisogna dire, di cercare soluzioni sia se vostre, perché l'Europa è in crisi, l'Europa non ha la possibilità di dare ospitalità, tal senso di dare un posto di lavoro, se no vengono fuori che senis che si vedono in meridione, dove che vanno a sui pomodoros e lavorano 15 ore in dì e chiappano 4 euro e dopo vanno a dormire te sbaracchi, no? Io non sai se è lì la prospettiva, no? Non è dignità dai confronti dell'OMB da una prospettiva di questo tipo di lavoro, bisogna essere un lavoro più serio, perché io dico bisogna far capire a chi dall'Africa che qua in Europa poi di lavoro non è. Sì, ma chi a me proprio che manchi o che non vince paesi politici, non come l'Italia, ma in generale, manchi un personaggio che arrivi a tirare ogni, a unire, sa me che la politica non esiste proprio in questi ultimi teams. No, la politica non esiste perché c'è tanta confusione in Europa. Speriamo che però che non venga di fuori con i bafus, no? Che dopo gli metta i forze e i brusa, no? Perché qua non sa che può succedere, no? Io sono preoccupato, anche in Italia, no? Viene un presidente dal governo che fa sbattute, che è un po' semplicistiche, queste robe, no? Le robe non sono tan semplici, bisogna avere attenzione, bisogna rendere un plan code, perché quando si tratta di persone, di prospettive di lavoro, le robe non sono facili, non sono per noi facili, bisogna avere poi attenzione e poi rispetto anche diciamo che si affrontano queste questioni. Ecco, torniamo in chiesa, Presidente. Tu questa roba in pratica tu la spredici poco troppo ogni dia, quindi anche dall'ambito del Consiglio provinciale tu hai anche questi rapporti con gli altri che sono i nostri rappresentanti. Che reazioni in genere hai tu? Ma insomma, vorrei che tu mi facessi un'altra domanda. Perché non è un grande dibattito, vedo in nome di tu vuoi fare di poi, tu vuoi fare di manco, mangiano idee, non vengono idee, o sin che, con c'è lì la televisione, si preoccupa in tanto di ciò che succede a Torpa al Monte, non si può dire che succede a Ginestra, perché ne sono alfevere di Ginestra. Io ringrazio voi che fate documentazione, o ospitate persone, o documentate realtà, anche piccole, ma sono le stesse realtà. Invece, purtroppo la gente che ha i talk show, che ha ciò che succede a Torpa al Monte, si dismente dal Friuli. Anche perché in Friuli, quindi preoccuparsi delle mafie, delle 'ndranghete, anche in Disca si sta facendo una grande convegna, sono venuti tutti i meridionalisti, gli avvocati, i magistrati, a favelare le mafie. Ma scusate, la mafia, la favela, là che è il problema, no? Viene a Udine a favelare le mafie, no? Lasciate ai furlans che tabano delle loro robis, delle loro questioni. Allora, alla questa grande confusione che purtroppo non aiuta la gente a riflettere, a capire, e quindi mangiano idee, e mangia gente che vede una scanner rete che sa di affrontare le robe senza bisogno sempre di domandare agli altri ognutori. E dopo noi siamo un grande fiet, no? Che vengono di fuori sono sempre più bravi. O se no più bravi, se ora di finire che vengono fuori, che vengono a imparare, che vengono dimostrati in tanti robe, di sei bravi, di saper fare, cominciando la ricostruzione. Credo di avere come fanno no, a Vencione, a Glemone, perché sono io all'Aquila, o anche in Campania, o in Sicilia, che hanno avuto i terremoti prima di noi, e sono anche molte sbaracche, non hanno ricostruito nulla, hanno mangiato tutto, i utori, i beschi e i stasdas.
Ascolta, ma tu hai rapporti anche con quelli che sono gli enti superiori, quindi anche con i consigli regionali e probabilmente anche con quelli di Roma, ma sei tu un voce che voce tal deserto, come si dice allora? Ma qualche volta mi sembra proprio di essere una voce che è bargara di Bante. Però io ho fatto anche il parlamentare, sono stato a Roma e quindi Sainz. Si faceva le robe a Roma un dia e di dopo si disfava. Anche se hai avuto come in tanti queste riforme dal Senato. Dal 2005 noi fare la riforma dal Senato, lo abbiamo modificato, abbiamo diminuito il numero di parlamentari, dopo lei con il referendum ha bocciato tutto il lavoro che avevamo fatto, ma non che le riforme che Renzi con molta baitana avevano già fatti dal 2005, quindi 10 anni fa questi robe erano già fatti, dopo la sinistra ha voluto bloccarli, ha voluto bocciarli, vabbè. Chiese Nestre, ho vinto consiglieri regionali che non sai di che discutono, no? Perché, ripeto, le questioni sono vere poi pesanti, delle soluzioni che qualcuno sta cercando, no? Che si tratta di gender, si tratta di far sposare gli uomini fra di loro, di farmi fra di loro, ma sono che è il problema? Cioè, è veramente di preoccuparsi di qual è l'argomentazione. Ti dico, o fa venire di mafia, o fa venire di che personaggio lì che bisogna dare la possibilità di fare la famiglia, quando si sa che famiglia è un po' difficile, no? Dove si fa una famiglia, no? Non puoi fare frus, no? E questi sono gli argomenti che vanno per la maggiore. E si dismente dal lavoro, si dismente dai nostri territori, di ciò che è la nostra storia, dal valore, ad esempio, delle nostre culture, che può diventare un momento di attrazione per chi che viene di fuori, che viene a conoscere la Chiarnie, a mangiare i prodotti chiarnieri, a visitare i bellissimi paesi di Chiarnie, cominciando dai paesi, con le loro architetture che è bellissime. Queste sono le robe che quindi fa conoscere, perché chiunque i plus e il biel lucciate a Chiese Nestre. Allora quindi dillo, vigneti in Friuli, vigneti in Chiarnie, perché fare soddisfazione, o c'è anche chi darà soddisfazione, e dopo i Nestri si da fare. Di sei poi orgoglioso dei loro robis, dal nostri vivi, delle nostre culture, perché dove così viene fuori anche delle crisi economiche. Ecco, Presidente, c'è fase cendese come in corso che la provincia sta facendo di importante proprio per il territorio? Ma come io voglio di mettere a disposizione per chi vive in monte, soprattutto chi vive in te alte monte, no? C'è comuni di categorie B e C, che non ho letto nelle Ville Santine per fare esempi, ma che sono persone come Gianni Davare, arrivano fino su a Forza da Votri, o di Treppe, o di Liosul, Paular, chi si sono in comune a cui gli occhiali, e allora chi che vive all'interno di queste realtà scomunali, che hanno un'attività economica, metterei a disposizione come province il fondo montagna, un po' di BES, che saranno cenciati a me quello il doppio di ciò che mette a disposizione la comunità montana, così in tutto in chi dice che ha messo 40 anni. Io metterei a disposizione di Pui, perché sono sicuro che bisogna aiutare la gente che è in monte a resistere, a tenere e a fare anche il salto di qualità. Ma le classe che sono tutte le aiuti, a dare un sburto un po' a mantenere la presenza, non si può fare nulla. No? Allora, queste le novità. Il bando alle già avviate, vai sul sito delle province di Udine, la società è sempre gli elementi per fare domande e spero che le domande siano in tanti perché vedrete che anche arriverà a tutti perché ho voglia di aiutare come già fatto al passato la Inter, ripeto, che vive in monte con questo fondo montagna. E pariesi fuori di questo gran martiat che è. Qui chiaramente la partecipazione a vite politiche non è cassette proprietà, anche perché è confusionaria la politica in di voi. Ci si può fare, c'è invito. È confusionaria la politica, perché purtroppo vengono i grandi mass media che buttano in te argomenti che magari sono veri lontani. E bisogna avere poi coscienza, bisogna avere poi interesse per noi stessi. Non pensare sempre a chi altri, perché è uno sport che vende nato ormai di tanti anni, no? Di interessarmi dal profugo, di quell'altro, di quell'altro, di quel calvencà, o di ospitale, o di... Sì, ma è di no, quando pensarino per no. Allora bisogna cominciare a pensare per no, invece che non spiete, i diritti
che sono fondamentali, sono provveduti da SLEC. E quindi dia a chi che fa i trucchi, no, non va bene. Non va bene che ad esempio un affitto, che sono dei cesi popolari, al costo di manco la Trieste che no a Tumiec o a Ville Santine o ad Impecce, no, dei cesi popolari. Perché un che è stato a Trieste ha di pagare un affitto che è più basso di quel che è un sta ad Impecce. Sarà più logico farlo più basso a un che è stato ad Impecce che no a un che è stato a Trieste, che ha già la fortuna di stare in città. Beh, questi robe sono GMO. O il trasporto dei corrieri, a Trieste al costo di più rispetto alla nostra Chiarni, alla nostra Friuli. Anche questa è una roba che non va bene. No, non è giusto tenere queste differenze, no? Perché dopo non saranno più bene se magari la ringa tagliare i servizi in Chiarni e noi tagliamo magari a Trieste che ha tante abbondanze. Ecco, per fare qualche esempio. Di robe che sono in piccoli, ma sono importanti per un calvi, per un calà ogni dì di affrontare la giornata, che ha denante di dare risposte agli bisogni della sua vita. Sì, beh, ma è un gruppo di robe che mantiene, il dislivello, il plat da bilancia, all'interno un gruppo alta, al mantiene per arrivare. E tu sei grado prendi che queste puesse che prendono hanno tirato sotto tutti i concorrenzi e dei pensionati perché si dice no, non si poteva pagare la pensione. Come noi viviamo la puessa sangloccio, ne dici tre no, è un tic così, è una roba metode ahí, ma che è un dei problemi, ma si può, il ninga ce l'ha, anche che stanno chiacchierate, anche i miei di voi, internet, da noi le manovelle, anche noi possiamo dire, perché hanno gire. Allora, da svolta, siamo proprio cassetti un alca ferme, anche sono le mons che per natura as ferme, ma non gli alcati probabilmente che ferme. No, e la politica è la mancanza di volontà. Io faccio una sfida, di questi, ad esempio, poter gestire la regione. È tanto difficile organizzare una rete di distribuzione delle corrispondenze di queste. Stesse robe internet, no? Che la regione fa investimenti su queste robe, no? Ma col Fufini, no? Ma col milioni al Teatro Verde che ha fatto una busa, gli è andato con 20 milioni, con 20 milioni, troppe reti internet che partono a tor per Chiarnia, no? Allora, queste sono le robe, no? Quindi si va a spingere in robe che magari non era il caso di spingere, no? A chi che viene fatto debiti. E bisogna avere il coraggio di denunciare questo e soprattutto di arrabbiarsi. Ogni tanto bisogna arrabbiarsi. Se ne va in Presidente, ci ha solo lasciato fuori. No, mi pare che dite tutte, anzi come voglio salutare la Int e ringraziarvi per il servizio che facesse di documentazione di tanti belli robe che succedono soprattutto in Chiarnia. Perché che al chiaro voi si programma veramente in acquarce di tante iniziative, di tante belle realtà che sono su in monte. Allora alla Int Tignidur vedo fiducia insomma di queste benedette in queste montagne e spero che le cose si cambino, però lo sapete sempre che cambiano con la volontà di tutti. E sono momenti quando sono le votazioni che bisogna sapere scegliere. E anche dopo, una volta che si è eletto bisogna domandare, ma c'è stato un facente per i nostri territori, perché voti tu certi robe, perché non hanno fatto queste robe. Ecco, questo è un altro argomento che bisogna che la Int muovi e che cominci a domandare conto. Ringrazio il Presidente con questo invito proprio a chiappare coscienza di più e a mostrare la musica di più. Mostrare la musica, bisogna farsi vedere, 9 ore, ve coraggio, allora perché che diceva sempre, non bisogna ve paura di ve coraggio e bisogna pretendere, non domandare, pretendere. Non l'ha con il piede in mano. Grazie Presidente, mi ha fatto una tabaiare, mi ha tocchiato alca di tutto, si è sfogato. Sì, mi sono sfogato, spero che non sia da uno sfogo. Io credo che dopo questi robe si vede qualche risultato, no? Ma soprattutto invito la Int che vi darà questo programma a fare domande al Fondo Montagna per i BES che la provincia di Udine mette a disposizione perché che vivono e che hanno attività economiche sui monti. Grazie e mandi.